se una fatica a farsi pregare e robe da mesi, no? Scusami, non avevo visto voto, va, ti vedo Leo. Avevi letto con la febbre? Adesso se va a tomare io biscotti, che se non vi sia alzata. Senta un po', anche che ti chiami biscotti, a te sei non ti piace mia quest'ora nome di... Ciao, e tu hai visto la Teresina? L'ha aperto bottega. Perché ti ha bottega aperta non fa danni. Ritornando a me Mario, che ti si una cara, ti sono risolto a contarla. Ieri sera andai con degli amici in un paese qua vicino a far festa. E sai, guarda che a lui piace tanto, ballava, ecco sì, me Mario, e li invitava tutte le donne, ma gli uomini del paese, e erano ben contenti. Io volevo aspettarlo fuori da sé, da bar, per impignatarlo. A fortuna che lei riuscì sempre a scappare a casa. Ascoltami, ma adesso si sconde perché ha paura di ciaparle. Così se quando ti vai in volta gli uomini... Risetta! Mi dai una spuglia? Certo. Ciao! Il megadito che sono io, l'è proprio tanto e tanto bravo a ballare. Me Mario, a ballare? Ma se non le neanche buono. Cosa? Un ballerino lei, di prima categoria. E poi, allo suo passetto, me lo raccontò mio fratello. Beh, e allora? E allora il megalicadito, che ieri sera gli voleva aspettarlo fuori, poi impignatarlo, perché faceva ballare tutte le cose, e gli uomini li voleva. La state attenta, mi di sta storia, non vi so proprio niente. Sta spumiglia, la voglia sì o no? Sì, Ma grazie. mai che qualcosa combinemo? Grazie. Guarda che bella che gradonco. Ciao, megalicadito. La me dava un franco intanto prima di continuare. Sì. Megalicadito mio fratello. Sì. Ti venirà a cercarlo a casa, guardate, una bellissima. Ah, beh, che prova. Ma guarda la bottega. Ma vedo sentito. Ma quanto pettevo è sì che a Teresina lì? Dai, furti. Ciao! Però tu Mario, guarda che fa bene, sta sconto setto, perché qui dei paesi qua intorno, Ise, ombriosi e taccabrighe. Sì, è vero. A proposito, Vecchio sei andata al parroco a parlare che faccia a faccia, a dire che devi dire messa il giorno di Sant'Anna. Ma quello ciò, non vuoi sentire su? Ma sapete, a me Piggero calmo finché che va a parlare. Lucano! Allora che lo devo conoscere. Dico cosa? Pensa che il parroco gliel'ha detto che deve occuparsi solo delle robe del comune, visto che sia un consigliere comunale, e no di quelli accesa. E il gigante ha detto, quella sia porta, come che non fosse neanche al suo parrocchiano. E se non è svelto a scappare fuori, e il che cavaliamo a due scoperotti sulla copa, come quando che c'era un mocoetto. Ma che devi dirgli a Betty che gli vuole un po' di democrazia. Questa robe. Democrazia? Avevo sbagliato a parlare, volevo dire diplomazia. Ma e ora ti dovevi andare qui a parlare, che ti sei tanto brava a fare la ruffiana. Ma come si fa con messa lo sto parco? Ascoltami, cosa che facevo? Impisciando la candela incesa, sperando nel miracolo, perché dà una testa dura a Don Camillo. Sì. Ma Betty, è di nana sua, e stavolta vuoi dargli un taglio facendo una protesta in piazza e fargli capire che non puoi dirne sempre di no. Stavolta non vi siete né santi e né madonne di Dio. L'unica roba da fare se così puoi mettersi davanti alla chiesa sigando che voleva la messa e fargli capire che con noi altri non si batta cucchi. E donne, scusate che cosa perché qua di che coro quando sono già. Per caso che vi incontrare il fratello Bortolo. Bortolo?
Vabbè, e da che parte sei andata? Andiamo verso la canonica. No, scusa, avevo mi da canonica e non che c'era mia. Magari che si torna. Magari cammina la su. Vabbè, e ora adesso posso cercarlo, già con un'altra strada perché diamo che se. Grazie, vi saluto, grazie mille. Ma quanto agitata è la perpetua io? Ma come sempre. Dovevo fare qualcosa. Tornando. Bellissimo dare nostra nei Corsi, no? Sì, cosa ti sembri? Ma non può darissimo mica andare in casa dei fabbricelli. È una buona idea. E anche dal sacrestan. Sì. Diciamo un fracco. Abbiamo già fare un bel spaurasso. Sì. E minacciamo insomma. E dopo davanti, no, stavolta andiamo in piazza e si devo che il prete dell'amico dei sacri funzioni e anche dei santi. Adesso andiamo a chiamare un po' di gente così ci organizziamo perché cara mia 3 figli fa un spago. Pensa che infetto di 3 figli è stato. Non mi sembra proprio niente. Ti vuol dire che l'unione fa la forza? Andiamo. Cosa avuto? Si passa, come la storia dell'orso che non finisce mai. Ma allora neanche sto anno che sarà la messa. Ho paura che no. Ma faremo una rivoluzione qui che resterà nella storia del paese. Certo. Signorina, buongiorno. Buongiorno. Abbiamo una pressa potente. Potrebbe farmi sedere prima di lei, signora Bettina, che non la sa, il negozio aperto. Signora, tante robe d'attore, la passa pure. Grazie. Allora, mi servirebbe della lavanda per mettere nei cassetti dove metto tutti i merletti che vendo. Te ne date un par di Sì, grazie. Eccola qua. Che serve dell'altro? Se la avessi della valeriana, Ed è qui, a quanto vi davo? è un bel sacchettino, 3-4 ottini. Va bene, ecco qua. Beh, meglio un bel sacchettino perché a me pare un po' nervosa. Grazie. Altro? Mi serve un litro di alcol puro per fare il liquore. E per fortuna che non è negozio aperto. Ma devo fare un digestivo e mi serve anche l'erba Luisa, la genziana e un po' di bacchetti di sicurissima. La genziana alla gonfinia bisogna che vada a toglierla nel magazzino. Se la passa domani la faccio trovare. Mi tocca tornare di nuovo. Non posso neanche venire avanti io. Avevo un negozio da tenere aperto. Non ho nessuno che mi dà il cambio. Non ho il marito. Se sei per quello non lo vuoi più neanche a me. Mi dispiace tanto. Stai attenta. Se la vuoi la faccio portare a casa domani. Grazie, quanto pago? A me pagherà tutto domani. Grazie allora, grazie. Grazie, signorina. Ma la memoria. Ma te fidi tu? Ma ti dice che hai davanti al faccione non sa quei posti Ma se non la me paga, a me tengo la roba. Ma dimmi, Bettina, dimmi cosa che tu bisogno. avrei bisogno di una buona idea. E che Marta l'ha avuto? Mi scherzi sempre figlia, va, dammi una scatola di pastiglie per il mal di testa, va. Ne sei per me fiore, Betty. A te seguo subito. Guarda, mi fiolo il dottore di solito e vende che le pastiglie qua per il mal di testa, per la costipazione, per la febbre e per l'incassamento. Il mese tuo è quello tuo fiore, Betty. Insomma, le fa ben per tutto secco. Magari alla te fa venire una buona idea in testa. Se a me fiore che cada venire una buona idea in testa, da quanto che pensa e fa per fin fumo.
Buonasera Emilia, signora Bettina, ma come va? Va bene. Va bene, a me mi pare no, ma se la via. Sicuro che sono via. Nessun pensa a sta festa, tutto va in malora. Ah, la sobrietà che signora Bepi a preparare la protesta contro il parroco che non vuol dire la messa del giorno di Sant'Anna. Capisco, ma il suo figlio Betty che ho provato a parlare al parroco. Se da prova, sicuro che da prova, io da per via quel... Sta a arrabbiarsi. Scusa, ma Tiana, non te potresti mica provare a parlare al parroco? Magari ti ascolta che ti sia la fiora del poro dottore e che ti canti tanto bene in chiesa. Va bene, che proverò, ma non so se mi ascolta. Perché mi pare che possa mettere una roba in testa. Ma se proprio fatica a fargli cambiare idea. Hanno che si è preso solo di chi non vuoi sentire. Diceva sempre Melona. Che ragione. A proposito, vedo la festa dell'oratorio. Sì, assomiglia a casa del collegio apposta per la sala e la festa che fa là l'oratorio campestre a Sant'Anna. Le scuse, su Emilia la mia una pomata contro i becconi di zanzare. Stanno desatteso di sempre. È colpa dell'umiltà, Anna, ma buona pomata che prepara il fiore il dottore, ti attovo subito. Ecco qua, e te vedrai che le zanzare non te becca più. Al massimo te vengono due solo i mosconi. Ma come i mosconi? Intendo bene giovanotti, Anna. Ah, chiudevo proprio i mosconi. Va bene, la ringrazio tanto. Anna, ciao. Proprio qui, Palmira. Quando te vengono a trovarti a casa, sento, e non sarà di sicuro una visita di cortesia. Cosa intendi tu? Lo sento che il parroco non vuole dire messa per Sant'Anna. Io Maria Silvestro. E lì cosa posso fare? E se devo cammino il prete, e sarà lui che dovrà dire la messa. Ma se non vuoi, che non te potresti mica provare a parlare a Silvestro che il convinse il parroco e magari a mettere anche una candela accesa per la Madonna e per Sant'Anna, chissà che passa la grazia. Hanno messe tante lì, dei candeli in chiesa, e ne se mai servia niente. Ma quale grazia, vai a lasciarmi stare per suo male, a rodatorno di dopo. Tanto se. Signora Emilia, che bravissimo sciroppo per la tosse. Ma fate la vigliera o fate la torniglia? Non voglio tosse, non volevo che a Bettina sapessi i miei affari. Qua dentro la gente bisognerebbe che stasera sia più distante dal banco per non ascoltare quello che si dice. E dove è voluto che si metta? A tenervi anche che la farmacia la se piccola. Beh, vi dirò a mio figlio il dottore di mettere un cartello sulla porta. Se c'è gente dentro, resta fuori. Sì, va bene. Ho capito, è meglio che mi dà una medicina per il mal di panza. Ma che tipo di mal di panza? Mal di panza che gli viene sempre a mio marito Silvestro, ma... Avevo capito, mio figlio il dottore e che era sempre la solita medicina per il nervoso. Te servo subito. Si aspetta che vedevo. Pal nervoso. Ecco qua. A proposito, signora Emilia, potrei domandarvi un consiglio finché non c'è nessuno che ne ascolta. Dimmi pure, cara. Ma ella cosa gli pensa del nervoso che ha sempre mio marito Silvestro? Beh, ti dirò, Palmira, che tuo marito è nervoso del suo. Forse che pesa la vita che fa tra la casa e il negozio di scarpe. Magari adesso servirebbe a qualche distrazione. Distrazione? Ma che tipo di distrazione? Beh, di fare qualcosa che dà soddisfazione, qualcosa che ti piace, insomma. Allora, signora Emilia, ho paura che il Gappia sa trovare la distrazione che gli piace. Non credo che il Gappia trova un'altra. Signora Emilia, mi scusi, smetti una roba. Mi serve l'acqua di rose per rinfrescare gli occhi e un pacco di gazze per fare i pacchi. Ma mi stavo servendo la signora Palmira, un po' che pazienza. Va bene, ciao nota.
Che maniere! In fondo, zero sta anche prima e poi a su una cliente buona. So, ma ecco visto che è smorfiosa che la donna lì che si appena da fuori. E se pensi a signora Emilia che mi credo proprio che mio marito che passa il figlio a chi è smorfiosa lì che si appena da fuori? Ma davvero? Sì. Ma guarda che chi è smorfiosa lì che si appena da fuori, la che fa gli occhi dolci a tutti gli uomini, chi la conosce tutti. Ma se come? La busta di Strassaro. Guarda, via. Ah, condivone, anche lei è passione a Palmira. Perché? Poi da domandarti a te mi permesso per venire qua. Se saresti a tutta sta confidenza, quante volte sei che mi mangiare in compagnia? Ma tasi vai là. E per fortuna mai. Aveva mangiare russa che stamattina, Sì, è colpa del caldo che un po' sei tutte nervose, ciao. Signora Emilia, ma la cosiniera medicina per i scorbutici? Intendi a capire che ha scorbuto? No, intendevo passione Palmira, che la sei proprio una villana e una scorbutica. E poi, ultimamente, la sei diventa perfin rabbiosa. E mi fa proprio peccasso Mario Silvestro. A proposito del Mario, sarebbe venuto a Palmira? Stamattina Battista, vero? E lei petasola la scala di attesa. E il calciapanna parta sulla testa, così che fa una sgnacca cosita. Che se perfin via memoria. Ma non si ricorda proprio niente. E per proprio più niente, e là che stradale, e guarda il bambola. Non si ricorda neanche picca sua moglie e neanche come camiciamo. Ah, ma allora la sei una roba grave. Tengo paura di sì. Ma per caso, avevi bevuto? E la sa, signora Emilia, che Battista ha qualche colpo vero. E insomma, stamattina il mio gaito, ciao Ioana, avevo insieme a attesa a cercare che gnano di Agarina là insieme, che aveva su tutte le mattine cantando, così te pependo triuvi dei tagliadei. Però prima di andare insieme, e ha fatto un giro largo per andare giù in canera. E dopo un bel tocchetto avevo sentito un fracasso, le galline che stanno a stamattina addosso. E Battista che si gava, aiuto! E sono corriuto e sono corsa a vedere. E c'era là per terra quei mantieni di ciare di uomo, sporco vestiti e le sorelle spussa da freschi. Ma come l'hai fatto per benedetto uomo cascar dalla scala? Ma mi credo, vero, che sia sbriciata che sei là alto in cima e invece di tenersi stretto su per la scala che il talocche e tenerti più stretto io mi. Allora noi si va tutti noi, e per forza, quando provami a vedere se potevo salvarmi qualche due, andavo a fare una fortaglietta qua a far sora, ma gli era tutti unti, pieni di sgusserotte, a cosa perdere io, e che sono da Dio a me Mario, con fatica, allora tira su, e pian piano lo posa sul letto, chissà che la lepeta sono anche da là. L'ha fatto bene per un letto. Disia? Mi medicine in sto caso non posso dargliele. Sono solo mamma del dottore farmacista. Ecco, e ora se è meglio che io lasci il letto un paio di giorni e la vedrà che passa tutto. Intanto la che passa dei pacchi freddi sulla testa. Eh sì, la cerca di tenerlo fermo perché potrebbe avere un po' di commozione. Commozione? Ma lo sentio sì che se la llama, ma no, non mi hai visto piangere così io criare. Commozione cerebrale, intendevo. Quella intendeva lei. Cioè perché è vero, mi ha toccato ad spogliarlo tutto e lavarlo, ma che avevo paura di sburacarlo massa. Ma perché so che quando che uno batte a testa non bisogna muoverlo tanto. E io ero lo lì sul letto e l'ho coperto solo con i suoi, mi ho cavato attraverso e sono corsa qua a vedere se può darmi qualcosa. Giovanna, mi raccomando, la torna qua, dimmi se per caso, che via fanno. Ah, Fano,
Signora Emilia, a tirare su tutti i chiodi e vedere mio marito in che condizioni. Ma mi sei venuto su quello che dovevo neanche di prima. Dicevo, se ne viene a fare una Battista. Ho capito. Adesso saluto. Va bene, saluto che mi grazie, signora Emilia. Battista, guarda che signora Emilia mi aveva detto che ti tocca stare in letto un par di dì con chi sgnaccara che te le sua testa. E dai anche la medicina, perché suo figlio e il dottore neanche genere e non sapeva cosa darmi. So, ma guarda in che condizione che ti sì. Ma ti si proprio imbriaco spolco, ma cosa che t'ho fatto? Perché che messo su e il me palto, non sto farlo. Ma te non avevo detto di stare in letto che gli era meglio. E poi, cavate giù il me palto, che scignacca e te la vedi. Giovanna, Chi sei qua adesso? posso entrare? Ah, sei così carana. Aspetta che non te vedevo. Quando uscito di là? Ah, sei stato giorni che sono a casa. Ah sì? Stamattina sono andata in farmacia e ho incontrato la signora Bettina, la mamma di Beppi. La mera era via come un bisso. Ah sì? Sì, vuoi fare una protesta in piazza perché il parroco non vuole dire messa il giorno del Sant'Anna. Se è vero, lo so, il signor parroco che il Signore lo benedissa. E il capo ha scritto una lettera al vescovo perché non vuole che mi ha fatto la festa. Ma la signora Bettina aveva detto che vuoi andare a casa dei fabbricelli del sacrestà a spaventarli. Per questo vengo qua. Questo Maria è una fabbricelli. Sì, che Battista è un fabbricelli, ma lui fa quello che vi dico, mi sento Anna. Ma dopo che sarà passata la balla e la bocca, e lo parlo, no? E non mi darò anche in guardia, ben cose che ha da dire e cose che ha da fare. Non ti preoccupare, Anna, grazie, bisogna avvisarmi per tempo. Che volta farle? Mia pacca che stamattina Battista che ci ha fatto la testa, pettando su da insieme alla scala di attesa, poi lui, diaghina in mano. E i sega tutti rotti? Una gran portaglia. Ma il sega ha fatto male. Maria, la roba da poco, fa fortuna Battista che ha testa dura, ma che passerà? Allora adesso Anna, scusami, ma voglio vedere come ti sei messo Battista seco e sei segata a ragione del palto. Te anzi Anna vai a te saluto, ciao, sei Anna, stai? Il paltò e Giulio, e deve averci fatto proprio una gran bella pacca. La saluto, signora Giovanna, auguri per suo Mario. Grazie Anna, ciao! Cara Assunta, come vada? Bene Anna, bene, ma cosa ho avuto? Avevo sempre tanto da lavorare, guarda, avevo andare a lavandare, a lavare panesei, camicie, braghe, canevasse, a ghino, una sgionfa. E sento cose che dà coraggio di dirmi a mio marito, no? Che al manco mai neanche siamo fortunati che potevo mangiare tutti i giorni. Magari suo Mario un po', al giorno del po', un lusso mangiare tutti i dì, anche se per lei che partisse a fame. Beh sì, è vero per quello. Beh, va, parliamo di robe più allegre. Allora vedo la festa in oratorio. Sì, penso di sì. Ma perché me l'hai invitata Betty? Ah, ma te fai la corte o sbaglio? Sì, ma se conosciamo fin da piccoli e poi mi sono messa giovane per impegnarmi. Anzi, Gabriele caro, forse mia mamma a trovare un uomo per bene che la sposasse, la se vedova da anni. Ma io non conosco nessuno da presentare a mia mamma. Beh, guarda, ti dirò che forse sì. Vieni a trovarmi che così ne parliamo. Io di sicuro sono proprio contenta. Signora Assunta, avete che a questa calda dei baby che era in pensione del baruffare, di fare protesta per via del parroco per voi di messa. Io dica a suo marito, mi raccomando. Grazie Anna, bordo lo sa già, ma ti ringrazio lo stesso. Adesso scusami se ho bisogno che ti saluta perché ho ancora tante robe da fare. Ci vediamo, ciao. La saluto anche a me.
Buongiorno. Assunta, insomma, io ho conosciuto che a donna acqua vedetta, che aveva ogni giorno in chiesa di pistare la candela. Ma Gaia anche l'ombrini? Sì, la mia che l'ombrini. No, non l'avevo mai vista. No. Scusa me, ma se ti sei cagare l'ombrini vuol dire che ti hai vista, no? Ma chi ne hai tante con l'ombrini? Sì, vabbè, ma dai. Mi sarebbe venuto a domandarti, no? Se ti vieni come in piazza a vedere la giostra dei cavalli. La giostra dei cavalli? La in piazza. Beh, vai a cara, vai a. Va bene che hai i canoni che non ti neanche un divertimento, ma guarda che te si resta una cosetta e ti vuoi da vedere la giostra, andiamo. Ma ascoltami, ma te ricordi la giostra che veniva ai nostri tempi? E pian bene, vai ai nostri tempi, guarda che mi avevo manco anni ti. Vabbè, a te hai ragione, però a me mi ricordo bene. La avevano i cavalli, tutti bianchi, coi sottopanza, i sottocua e la seade, tutti i colori. Poi abbiamo le carrozze. E le carrozze che abbiamo a campanea, bastava tirare a cordea e a campanea suonava Guarda, un spettacolo. Ma sento che te hai ragione, che giostra, io mi ricordo un cammino. E mio papà mi dava un scheo e mi montavo proprio nella carrozza e guarda, già ero così contenta che mi sentivo una regina. Ecco, lo sapevo. Ma poi ti ricordi, anche se era anche il saltimbanchi. Ma la mia vergine! E quei che facevano a tripe e maglionette? E poi, anche se era anche quel che vendeva i pugni su calà e il piazzo un bastoncino. Una bontà! Beh, lo senti, già era proprio buoni. E mia mi compravo anche un scatto secco dei giussi di zucchero del rosolio. Beh, vai, che è una bella tradizione. Quella è sagra, Sì, ma se non devo perderla che è bella tradizione di altro che... Sì, guarda, una bella tradizione. Come mangiare i tagliarelli fatti in casa con la minestra del fegatini. O fare la sagra ogni anno il 26 luglio. Vero, te proprio ragione. Insomma, sapete cosa vi vuol dire lì? Che la sagra di Sant'Anna la è proprio una festa per tutti, dai più piccoli ai più grandi. Ma cavolo, qua Maria. Oh Maria, guarda, Maria. Dove si andà? E fa sempre quello che vogliono mi dite. Da chi si che sa andare? E sarà andare in farmacia o in qualche negozio lì? Sì. Vi sia a farmacia che se sono il negozio della Teresina che vende merletti, ma allo consomi fai veste con gli incassi che lavora. Maria Santa, guarda che aveva un diavolo quadriveglio per dire, ma mi neanche sai andare. Se vero, questa qua via. Io non ti saluto lì. Se veniamo a salutare. Sono ansiosa, nervosa e c'ho paura di niente. Avevo capito, però non sta d'ordine massa, perché invece di fare che bella mi faria male. Me dica, e a quanto te vuole che ne accicara? Basterà 2 cucciarini colmi della cicra d'acqua calda. Quando che c'era vivo mio marito non avevo via bisogno di tisane per dormire. Immagino, signora Cecilia. Adesso invece ho tanti pensieri per la testa e mi giro e mi rigiro nel letto. Come che la capisco? Ma sono preoccupata parlando. Nascevo in casa dal collegio per la festa di Sant'Anna. Vorrei che andasse a divertirsi un poco, siccome che qua non ha neanche tanti amicizi. Però una mia sarebbe da sola. Ma va, che l'Anna, la senatore simpatica, e la fa presto fare amicizia. Sai invece cosa che puoi fare? A me dica. Dopo aver bevuto
cortisana, il versetto con del libro da leggere. Ah, chissà cosa che credevo lì. Va bene, signora Cecilia, vorrà dire che l'esempio già farò sono. Sì. Ma scusami, per caso qua vendio anche a candele? No, signora, qua no, bisogna che vada in fondo alla strada appena gira l'angolo. Va bene, grazie. Prego, dove la evito? Dritta, in fondo alla via, appena svolta l'angolo. Grazie. La saluto, prego. E a proposito dell'Anna, la che dica che andrà alla festa chi fa il oratorio. È sicuro che si divertirà. So che Bepi la sai in verità. Ella è un brautoso, un poco taccabrighe, un impisa fughi, ma lei è un bontoso in fondo. Lei è un bravo fiolo, severo, severo. A saluto Emilia, guarda a casa adesso. Saluto Camille, buongiorno. Emilia, so guarda nuovo. Ma guarda che te vedo. Ah, non mi ha bisogno dei pastigli stavolta, ma devi sapere cose che ti pensi di sta festa che parlano voi. Ma cara Bettina, non se diventa un'idea fissa la tua, Seto. Anche se penso che il parroco è torto non volere sta festa. Beh, allora, caro, che anche a te ti pensi come tanti di noi altri. Ma Seto, cosa che te puoi fare? Dighe a tuo fiolo Betty che vada a parlarti al vescovo. Sono sicura che mi darà ascoltare. Grazie, non che avevo neanche pensato. Adesso che saluto, andrà a mettere una candela accesa per la Madonna e per Sant'Anna, chissà che passa la grazia, va. Bettina, mi raccomando però, dighe a tuo fiolo Betty che staga calmo, che non staga arrabbiarsi. Guarda, a te dà un sacchetteo di valeriana. No, meglio messo scritto valeriana. Ma non si mai, la puoi sempre servire. Cosa brutto è questo carattere? Ti saluto. Ciao Bettina, stai poco bene che pensi tornare in farmacia? No. Aveva da domandarti un consiglio all'amata del farmacista. Un consiglio? Sì, Ma pensa. l'ha mega detto di dirvi a Betty che sta cacando. Povero Betty, anche toccare a papà fare un sforzo allora. No, dimmi, ma ti, che tu qui sentio nessuno domandare della Sara? Sagra, ma ti dirò che al momento setto non mi ha domanda più nessuno, ma mi a sondare lo stesso che si ordinarla. Hanno parlato della tua sagra. E la sagra di tutti, quella di Sant'Anna. Avevo capito, non si può neanche scherzare con te che c'appi tutto un massa sul serio. Ma stacca no, mi senta. Ma sei una roba seria quella sagra? Sì, sta tentata che era sono stata Zone, ma sia ancora qua. Ma padre non capivo niente altro a fare che sta sempre qua in piazza a giacolare. Lui sei a fare tu. No, è vero, però capivo qua il mondo si rovescia. Ciao Bettina, avevo sentito una roba. Stamattina Bortolo andava a Vicenza in curia a portargli al vescovo una lettera del parroco. E ora il parroco e voi proprio che femo una rivoluzione. Sì, e mi tenuto setto, anche perché se non desse più la festa, mi non vendo più niente e mi tocca regalare via tutta quella mesagra, le mie spuglie, le crevarini, i biscottini. Sta attenta, stasera a come siamo andare dal Munaro a Basista. Sì, Anche parleremo chiaro. sì. Lo spaventeremo un poco, d'accordo? E dopo andremo anche alla Silvestro. Attenta, asseccatemo davanti casa sua, quando fa scuro e anche a manco caldo, facciamo alle 10. Vabbè, allora aspettiamo alle 10. là, portati via la sventola. Sì, la musala. Signora zitta. Così mi appassidiamo. No, la varga è. Ma la vai? Sì, sono io. E Gavalante con l'amorosa di mio fratello. Sì. E se mio fratello mi incontra e ti dà una passata che lo passa mezzo morto. Ma state attenta, la che dica a suo fratello che l'amorosa se la tiene a casa. E ora se te a casa al marito.
Battista! 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 Siamo noi altre! Siamo venuti a sentire da che parte che è stato Mario Battista qua storia della messa quel giorno della sagra, Quale a messa? Quale sagra? Ma non mi conosco miei! A sola Bettina! E mi sono la Isetta! Non mi vedo! Per forza, devi fuori che mi vedi! Sì, proprio voi altre! Ma si preso delle anguane che va in giro delle altre! Ma lui a ste ore, cari! Volevo dirti a tuo Mario Battista che tutto il paese vuole la sagra, anche se il parco è contrario. Sì, e anche a me. Siete sì contraria, cosa sapete di qua, cara? La Camilla penso come a Bettina. Ah, beh, care, se vengo qua solo per perdere tempo. Vengo io stamattina e le preso da scala che attesa. E mi cazzo a parlare per un pacco sulla testa. Ed è ancora tutto in confusione. E non si ricorda più niente. E mi lascia buonanotte e torno a dormire, vea care. So, ma che sia vero che è la tua testa? O che sia solo una scusa per non darne retta? La mia parea imbriaga del solo? Sì, imbriaga. Vente vorrei dire, ma detto mi ha sentito che odore al fiacco saleva. Alla cavaraccia fa è il stesso vizio del suo marito, d'altronde chi sta col lupo. Sta attenta qua che torneremo un'altra volta, visto come che è. Adesso dovremo andare da Silvestro e la cara mia la vedo più ora, sento. Chi mi importa? Andiamo. Sa che vada lì. Siamo lì. Silvestro! 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 Beh, sei ora di andare a svegliare la gente che dorme. Volevo parlare con tuo marito Silvestro? E dorme già, e mi lo sveglio. Cosa vuoi io da lui? Dovevo dire che do parole, ma lui però. Beh, vicine amica sono sua moglie. Guarda sento chi sia, che comanda in casa, Sì, senta, che si arrabbia nelle paravilla. Ah, se proprio quello che intendo fare. Via da qua, se non torno a scuola. Oh, guarda che noi altri siamo in sento, e non avremo mia paura di autoscola. Ciao Silvestro! Sì, ciao Silvestro. Ma neanche per idea andasi via. Guarda Silvestro, sapevo che ti si sveglio, Guarda, che se alzati su un fabbriciere, L'importante è il posto tuo, poi benissimo se parlo qualcun altro. guarda che volevo pararti via ti e il tuo parroco e non le vuoi dire la messa dal giorno del Sant'Anno. E guarda, che daremo dal vescovo a protestare. E guarda, che non occorre castigare così tanto. Non è mia sorte, il verrà sentio, sì. Sei sveglio e ora? Cosa intendi fare allora? Lui non lo so, ma mi torno a dormire e voi altre do, se meglio che fasi lo stesso. Guarda, sai che mi sei venuti a vedere, ma che la facevo pagare cara? Adesso andiamo, ma guarda che torneremo. Guarda, Sì, c'è te sei capito che starmi via. Tanto è caldo che sei stanotte. Guarda, attenta. A podarissimo un spettacolo fuori di notte. Mettere un sacco in testa e darle 4 bastonate. No, ma se ne riconosco però, E se ne riconosco? Ma se mascheremo? Potrebbe anche essere una buona idea, però a me non mi pare tanto da cristiani a dargli bastonate, però, Allora che facciamo solo che ci appare spavento, sempre mascherato. Era meglio, Ecco, sento cosa cattivo. Dimmi. Domande quando che arriva a casa del negozio, se scondemo dentro il capitello, vicino alla sua sede. Sì. E quando che arriva, che sta il telefono Il telefono, E che faremo? E che faremo?
che se mascheremo a dei banchi Bettina. Attenta, siamo stati sta storia. Cambiando discorso, ma ho sentito che se arriva in paese un uomo con le marionette. L'hai sentito te? No. Di notte va a dormire in attesa, con l'altra sede a casa per sbandonare in via balcone. Ecco, e di giorno e gira per comprare e con un piatto di minestra e che fa il caldrino ai tosetti. Ma non parla neanche però il nostro dialetto. Chissà da dove che viene per l'amore. E sarà che il napoletano che viene tutti gli anni passarla. L'altro giorno, per curiosità, mi sono fermati su una corte dove mi era a contare una storia, incandosi con le sue marionette. E lei andava avanti un sacco di tempo. Mi avevo capito poco. I tosetti manco ancora, credo. Ma c'era bravo, perché tutti lo ascoltava con la bocca aperta. Immaga. Chissà quante mosche chiga magna. Non so che ori. Me lo ricordo ancora. Isetta, ma Geria che è storia del principe che va a salvare la principessa nel castello stregato. Sì, proprio quella. Ma te come fai a saperlo? E conta quella tutia. Vabbè, sarà, non l'avevo mai sentita. Attenta, lascia stare le marionette. Domande sera torniamo e faremo quello che avevamo pensato e qui. E che Silvestro. Sta attenta missa e anche arriva a casa. Senti Bettina, a te saluto, vai a buonanotte. A te saluto Camì, ci vediamo domani stessa ora. Sì, buonanotte.